100 tappe in tutta Italia, oggi il Revenue Tour arriva ad Agrigento, appuntamento alla Camera di Commercio, avete coinvolto le imprese. Qual è la vostra esperienza? Un evento formativo e informativo? Cosa vi proponete? Noi ci proponiamo di sensibilizzare interi territori con gli imprenditori, con le istituzioni, con il mondo accademico per parlare di revenue e di open revenue, cioè il revenue aperto a tutte le imprese, non solo a quelle ricettive ma anche a tutte le aziende che si occupano di servizi su un territorio. Cerchiamo di spiegare alcuni risultati che abbiamo ottenuto per quanto riguarda sistemi di rete in cui i liberi imprenditori si sono messi insieme per aumentare le presenze nel proprio territorio e aumentare sicuramente il movimento del turismo. Come avete trovato l'ambiente agrigentino? Fantastico, io sono anche siciliano, quindi conoscevo già Agrigento. Agrigento è una realtà bellissima, unica al mondo. Quindi l'ambiente turistico ha bisogno di essere movimentato, ha bisogno di creare indotto e di fare in modo che questa terra scoppi e quindi produca tantissimo. Questo qua è quello che noi vorremmo che accadesse ad Agrigento. Quali sono i consigli che avete dato? Allora, i consigli sono quelli solamente assolutamente di creare un revenue territoriale e soprattutto per quanto riguarda quello di cui io parlo, di creare un'organizzazione efficiente e efficace che possa poi nel territorio trovare la sua forma migliore. Una giornata voluta anche da Federalberghi, quali scenari si potrebbero aprire grazie a questo progetto? Ma intanto importanti scenari, perché la possibilità del turismo ormai è una torta dalle mille sfaccettature e che ha bisogno di essere alimentata quotidianamente. Il turismo non è soltanto ricettivo, la scelta di patrocinare non soltanto come Federalberghi ma anche come Confcommercio questa giornata formativa è importante perché stiamo provando a coinvolgere in questo progetto turistico non soltanto le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extraalberghiere, ma anche tutte le aziende che vivono di turismo, agenzie viaggi, commercio in genere, quindi dico tutti necessitiamo che il turista, oltre a venire ad Agrigento per fare qualcosa, debba essere lui stesso promotore di un sistema, del nostro sistema. Qui stiamo provando a farlo insieme a tutti gli attori del turismo, del commercio e dei servizi.